Le mancano le dita della mano destra, completamente. Quindi riesce a prendere oggetti, a fare qualcosa, riesce a scrivere, le viene male perché la penna, la matita va stretta. Ci sono altri casi simili a quello della vostra bambina? Sappiamo nei paesi vicini, Perdas ad esempio, lì proprio in quel periodo è nata una bambina con la stessa malformazione di Daniele. In quel periodo quello che mi ricordo è che si sentivano le esercitazioni che facevano a Perdas e basta, però non sapevamo nulla di cosa potesse essere, ecco. Sentivamo questa esplosione, sono una sorellina io. Una sorellina? Sì. Nel senso che era una ragazzina? Ed è morta per uno di questi tumori del sistema immunolinfatico? Quanti anni fa? Facendo un po' di conti, era del 66, aveva verso gli anni 80, sì. Verso gli anni 80. Sì. Io quello che voglio capire è cosa c'è qui. Può anche darsi che la base sia pulita, la base in sé, però se c'è un agente, se c'è un qualcosa nel territorio, dobbiamo saperlo, ci stiamo vivendo.